È apparso per meno di un'ora, ma tanto è bastato per far parlare di sé in tutta Italia. Sono da poco scoccate le 7 di mattina e a Venezia iniziano ad intravedersi le prime luci dell'alba, quando sul ponte di Rialto compare un grosso drappo bianco con un messaggio inequivocabile al 2020. Un blitz di veneziani che preferiscono rimanere anonimi per salutare e lasciarsi definitivamente dietro l'annus horribilis che ha messo in ginocchio il mondo e che in una città che si stava faticosamente risollevando dalle acque alte eccezionali del novembre 19 ha interrotto i festeggiamenti del carnevale, provocato lutti, colpito l'economia e soprattutto azzerato un comparto da miliardi di euro e decine di migliaia di posti di lavoro, il turismo. Gli autori del Blitz dicono che è stato un modo per esorcizzare e metabolizzare quest'anno infausto, un messaggio forte e un po' volgare, ammettono, ma che in fondo, in un modo o nell'altro, esprime nella sostanza il pensiero comune. Magari non proprio nella forma, se è vero che dopo aver fatto bella mostra di sé per 45 minuti buoni, in uno dei palcoscenici artistici più famosi del mondo, lo striscione è stato oggetto delle attenzioni delle forze dell'ordine. La polizia lo ha rimosso, a non poter essere rimosso invece il clamore che ha suscitato. Alla fine dell'anno manca pochissimo e l'augurio di tutti è davvero di un futuro migliore del presente.